800 metri quadrati di allestimenti sviluppati su 2 piani, un centinaio di opere esposte, una biblioteca di circa 10.000 volumi e ancora nuovi spazi per la ristorazione, la lettura, la degustazione di vini. Sono questi i numeri del rilancio di 2 luoghi simbolo del capoluogo della Marca, Caspineda e Ca' dei Carraresi, ad opera della Fondazione Cassamarca. Io ambisco, assieme a tutti gli organi della Fondazione, a che questa Casa dei Carraresi torni o diventi per la prima volta la casa dei trevigiani e dunque accogliente, ospitante. Si riparte dalla cultura quindi, nonostante i tempi sempre più incerti che hanno inciso sulle stesse finanze delle fondazioni, Cassamarca compresa. Tutto quello che stiamo facendo dimostra la vitalità della fondazione ancorché in tempi difficili e nell'assenza di risorse che provengono anche dalle banche dalle quali un contributo ci aspettavamo. Di grande impatto la collezione d'arte che comprende anche opere inedite, ogni sala un tema, dai paesaggi e ritratti di quotidianità ai disegni, un viaggio emozionale tanti di artisti veneti che ha impressionato lo stesso governatore Luca Zaia. Questa piccola Atene, come la chiamo io, che è Treviso, sta prendendo sempre più forma con le iniziative della Fondazione che ritorna al suo core business, che è quello culturale, che è quello di essere a fianco ai trevigiani.